Basta maestra, usa e getta, è questo l'urlo che ha unito i docenti scesi in piazza nel tardo pomeriggio per una fiaccolata pacifica da Prato della Valle a Palazzo Moroni. Le sorti di circa 55.000 docenti sono appese ad un filo dal 20 dicembre, quando è stato deciso che per i loro requisiti non erano più idonei all'insegnamento a tempo indeterminato. A Padova sarebbero in 300 a perdere il posto e in un periodo in cui già scarseggiano gli insegnanti significherebbe condannare la scuola pubblica. I docenti chiedono inoltre la riapertura delle GAE e la stabilizzazione dei precari. Da Palazzo Moroni è il vice sindaco Arturo Lorenzoni a porgere una mano e promette che si farà carico di trasmettere il messaggio. Sfishammer Channel News, Padova.